Noi di Coalizione Civica siamo qui questa mattina, ci siamo già stati e temiamo che dovremo ritornarci ancora per denunciare ancora una volta la situazione che si crea periodicamente in questo parcheggio, che è diventato il luogo in cui migranti che sono appena arrivati nel nostro paese, che sono appena arrivati a Treviso, continuano a dormire all'addiaccio in condizioni disumane perché il meccanismo dell'accoglienza non è in grado di garantire in tempi rapidi che chi ha fatto la richiesta di asilo venga ospitato in una delle strutture appositamente organizzate dalla prefettura. Qui ci sono persone, in tutto una decina, alcune delle quali sono qui da più di 2 settimane, altre sono qui addirittura da più di un mese. Noi pensiamo che in una città come Treviso, con la disponibilità di spazi che ci sono, con le disponibilità economiche che ci sono, non sia ulteriormente tollerabile che ciclicamente il parcheggio della Piani e altre zone della città debbano riempirsi di persone che sono venute qui facendo un viaggio di mesi e mesi, scappando da situazioni di guerra, dall'Afghanistan, dal Kashmir del Pakistan, e che non abbiano immediatamente trovato un alloggio da parte delle strutture che sono preposte a questo. Lo abbiamo denunciato mesi fa, lo abbiamo denunciato un anno fa, continuiamo a denunciarlo oggi e continueremo a denunciarlo finché questa situazione si riproporrà. Ok. Sei bravo. Secondo me Ho studiato. io farei No, adesso una facciamo ripresa di qualcosa da poi montare il video in maniera un po' più articolata. Guarda, montare il video intanto è una roba che non si dice perché montare il video Potremmo spostare Spostare, a maglio. prova a vedere se viene intanto. no, ma è una Poi se tu lo mandi a non metto- qualcuno che Sì. può estrapolare da qua, da qua, da Sì, qua. posso fare 2 secondi la continuazione di cronaca? Sì, se riesco, Così poi me ne se riesco a sbloccare il telefono molto volentieri. io sono Ecco qua. semplice.